preferisco sicuramente, perché me ne sono fatto banditore e propagandista anch'io, e che nelle reti, nei social network abbiamo molto pubblicizzato il documentario di Lorella Zanardo, Il corpo delle donne. Ma è immaginabile per voi una TV che procede all'incontrario, che prende un uomo della TV, Gigi Marzullo, faccio un esempio, no? Lo spoglia praticamente nudo, lo mette su un'altalena accanto a un prosciutto e gli marchia, come se fosse un prosciutto, il sedere. Oppure che prende Bruno Vespa e lo contiene seminudo, un po' difficile anche dirla, sì. Insomma, proprio no. Sotto a una scrivania, e il suo ruolo è quello di essere lì, di ridere della umiliazione che gli viene inferta, perché questo in qualche maniera fa colore. Ma questa, la libertà che i maschi, diciamo, in questa epoca si sono presi nei confronti delle donne, è una libertà che va analizzata osservando la cronaca nera, in un paese in cui è facile che gli uomini uccidano le loro donne. Sembra quasi un omicidio seriale, è un omicidio seriale. È in un paese in cui tutto quello che nel corso di tanti anni apparteneva alle confidenze della vita militare o alla mafia del maschile e stava però nelle cantine, nei suburbi, nascosto, il linguaggio volgare del macismo e del maschilismo, è diventato la lingua ufficiale di una classe dirigente. Questo è accaduto. Allora, seppellire il berlusconismo non significa un fico secco se non si mette al centro subito il risarcimento simbolico nei confronti del genere femminile per l'oltraggio e l'umiliazione che ha subito in questi anni. Subito. Siccome io sono quello carente di cultura di governo, indico subito una proposta di governo. Ecco, una proposta semplice. Sarebbe bello che il programma del centro-sinistra si aprisse con questa proposta. Nel futuro governo di centro-sinistra c'è un'assoluta parità di genere nella composizione dei ministri e delle ministre. Donne e uomini nella stessa composizione. Vedete come libertà è un pugno nello stomaco per ciascuno di noi, è uno stimolo a riflettere, a mettersi... Che cos'è libertà per un disabile? Ecco, no? Oh, è un tema più interessante di Casini questo, no? Libertà per una persona che ha la condizione del vivere inchiodato su una carrozzella, per una persona che è paraplegica, per una persona che è audiolesa o videolesa. Che cosa significa libertà? Significa un po' di facile retorica o significa diritto al movimento, sia fisico che spirituale? Significa diritto a una mobilità che non è impedita, se non relativamente, dal suo specifico handicap, ma è impedita dalle barriere architettoniche, dalle barriere culturali e dalle barriere sociali. La libertà, dopo che la finanziaria di Tremonti ha prosciugato il finanziamento per il fondo per la non autosufficienza, è diminuita in questo paese, e lo vogliamo dire che se crolla il welfare e invece
dei diritti, si regredisce a uno stato di pubblica empietà nei confronti delle persone in stato di fragilità. Questo significa che ciascuna di quelle persone sarà molto meno libera. E la libertà non è soltanto aver diritto a una stampella o aver diritto a una carrozzella, è aver diritto a gareggiare come tutti gli altri. Il digital divide, per esempio, è una barriera drammatica nei tempi nostri e io penso che noi dobbiamo proporci in maniera radicale il tema dell'abbattimento di quella barriera per tutti, a cominciare dalle persone con disabilità. Si può dire questo? Mentre nelle scuole elementari i bambini disabili rischiano, almeno nel sud d'Italia, di non avere più di insegnante di sostegno, e mentre la scuola elementare sta cambiando di segno. Scusate, questo è più interessante di Gianfranco Fini. La scuola elementare è un luogo fondativo dell'immagine che noi abbiamo del nostro paese, della sua civiltà. I maestri e le maestre della scuola elementare sono stati veramente i militi ignoti che hanno difeso e preservato la Repubblica democratica. Dovremmo fare dei monumenti ai maestri e alle maestre, veramente. E in quella scuola elementare, dalla nascita della Repubblica in poi, che cosa è andato in scena se non l'idea che i compiti educativi partono dall'assunzione che chi si ha di fronte non è una massa informe, ma è un insieme di individui, ognuno dei quali bisognoso di un progetto educativo individualizzato, e che prendere per mano un bimbo e una bimba e accompagnarlo nel percorso di apprendimento, perché un bimbo che non impara a leggere, a scrivere, a fare di conto è un borderline formato socialmente. Era questa la scuola elementare, ma se si torna a una scuola in cui i bambini sono delle sardine compresse dentro una scatoletta che non ha mai il tempo di accorgersi della sofferenza, della domanda, dell'ansia che c'è sul volto di quel singolo bambino, che cosa diventa? Che cosa diventa? No, la funzione educativa. No, come fai? Come fai a essere educatore, ex ducere, trarre fuori? Come fai a trarre fuori dalla voce di quel bambino la storia del fatto che ha abusato in casa sua, per esempio, se non hai il tempo di dedicargli un briciolo di attenzione? Questa è la Gelmini, questa è la destra. Abbiate pazienza. E attenti, questo non è un'anomalia italiana, è anche un po' nauseante occuparsi della fenomenologia di Berlusconi piuttosto che della fenomenologia del berlusconismo. Tenderei a non dare più interesse e attenzione alla figura del Premier, vorrei occuparmi di più del berlusconismo. Il berlusconismo è un'idea di fuoriuscita dal welfare ed è una interpretazione del principio costituzionale della sussidiarietà molto precisa, che sta andando in auge in tutta Europa. È l'idea che sussidiarietà non è il pubblico e il privato che si integrano, ma è il pubblico che abdica ruoli fondamentali e affida al mercato la salute delle persone come una merce qualunque, la salute, l'istruzione, i diritti fondamentali. Questo è. E allora, se è questo, a sinistra bisogna proporre il contrario di questo, perché sennò che cos'è l'alternativa al berlusconismo? È il cambio del guidatore all'automobile dello Stato, del potere? Che cos'è? È un cambio di ceto politico. Capite perché io non ho mai amato la parola alternanza? Perché, diciamo, è un'alternanza
di un mondo separato, in un luogo che rimane immutabile. Io preferisco la parola alternativa, che allude alla possibilità di guardare questa grande narrazione che è stato il berlusconismo, una grande narrazione, badate, una straordinaria vicenda, no, che noi abbiamo osservato con un po' di puzza sotto al naso, ci faceva prevalentemente schifo, e abbiamo fatto come gli antifascisti dei primi anni, che più che antifascisti erano afascisti e che consideravano lo squadrismo fascista come un fenomeno di maleducazione, un fenomeno antiestetico, e non si accorgevano che era invece l'ago e il filo con cui Padronato del Nord e Mondo Agrario del Sud stava cucendo la reazione contro il movimento dei lavoratori, perché il movimento dei lavoratori stava guadagnando libertà, la idea di libertà illuminava il mondo del lavoro. E te, compagni e compagne, noi dovremmo parlare di questo, di come difendiamo i beni comuni. Il berlusconismo è un codice totalitario di privatizzazione. Tutto ha un prezzo, quasi niente ha un valore. Questo è, in sintesi, l'idea della destra, no? Tutto ha un prezzo. E perché? Se una cosa qualunque può essere misurata dal punto di vista mercantile e monetario, perché sottrarla, diciamo, alla meraviglia di questo regolatore naturale di tutte le vicende dell'universo che è il mercato? Appunto l'acqua. Perché? Poi c'è l'ipocrisia. L'acqua è pubblica, i tubi sono privati. Che è la tipica posizione dei finti riformisti, perché i riformisti veri leggono i giornali e si accorgono che la privatizzazione delle reti acquedottistiche è bocciata dai riformisti di tutto il mondo, dal sindaco della Noè di Parigi, come da tutti i governi del mondo, è bocciata in Canada come è bocciata negli Stati Uniti d'America, e non è possibile che io debba sentire una discreta solitudine quando sto nel mondo della politica, non quando sto per strada in piazza, nella difesa del mio, che è il più grande acquedotto d'Europa, perché penso che debba rimanere proprietà pubblica, perché quello è l'antiberlusconismo, quello è